Alle 7:26 di lunedì 3 luglio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Bentrovate amiche e amici. Allora, oggi incontreremo il sindaco di Taormina De Luca, che ieri sera è stato tra i protagonisti di un concerto, ha suonato il clarinetto, ma poi parleremo naturalmente delle sue iniziative politiche come primo cittadino di Taormina. Dopodiché gioie e dolori per acquisti e affitti di appartamenti e poi ancora parleremo di ortoressia, che non è un problema dei denti, no, ma è un disturbo del comportamento alimentare e scopriremo se anche noi ce l'abbiamo. Ma prima di tutto cominciamo con un ultimo. Purtroppo una bambina di 4 anni è rimasta ferita gravemente dopo essere caduta da un balcone nella sua abitazione a Mazzara del Vallo, in via Castelvetrano. È finita sulla sede stradale dopo un volo dal secondo piano e le condizioni della bambina sono apparse subito inevitabilmente gravissime. È stata soccorsa da un'ambulanza del 118, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Aiello. A nosocomio è stata sottoposta subito a un intervento chirurgico per le ferite riportate soprattutto ad alcuni organi interni. Insomma, ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Ancora cronaca: un uomo a Catania si è consegnato alla polizia ed è in stato di fermo per la sparatoria ennesima di venerdì scorso. Sarebbe stato quest'uomo a esplodere i colpi di pistola che hanno ferito un italiano di 43 anni e un albanese di 27, e quest'ultimo, questo cittadino albanese, è in condizioni disperate all'ospedale Garibaldi di Catania. C'è uno stato di fermo, si tratta di un uomo che si è consegnato volontariamente alla polizia. Sarebbe lui che avrebbe esploso i colpi di pistola nella sparatoria avvenuta venerdì scorso nel quartiere popolare di Nesima a Catania. Il terzo uomo che gli investigatori stavano cercando sin dall'inizio delle indagini. Un cerchio che si sarebbe velocemente chiuso e che forse per questo avrebbe portato l'uomo a consegnarsi spontaneamente agli inquirenti. L'ipotesi di reato è tentato omicidio. Ora si aspetta di conoscere quale sarà la ricostruzione degli eventi attraverso sia la testimonianza dell'uomo che si è consegnato, sia di quella del 43enne italiano, salvatosi dalla sparatoria lanciandosi dal balcone del secondo piano di questo stabile in via Santo Cantone. L'uomo, colpito in modo lieve alla clavicola da un colpo di pistola, ha riportato nella caduta anche la frattura di un piede. Lotta tra la vita e la morte invece l'altro ferito, un 27enne albanese, ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Garibaldi dopo essere stato centrato da 2 proiettili alla testa e al collo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella che vedrebbe i 3 uomini presenti all'interno dell'appartamento, ma senza essere da soli. Altre persone potrebbero essersi ritrovate per motivi ancora tutti da chiarire. Così come sono tutte da chiarire le cause della successiva sparatoria. Sul posto è stata recuperata una pistola e sono stati ritrovati 3 bossoli. Le squadre dei Falchi hanno battuto tutta la zona, l'inchiesta è coordinata dalla PM Martina Bonfiglio. Aggiornamenti sull'incidente aereo nel Trapanese che lo scorso 13 dicembre è costato la vita al capitano Fabio Altruda. C'è uno scontro tra aeronautica e il legale della famiglia del pilota, perché i militari negano che sia stato apposto il segreto di Stato, mentre il legale ribatte per la seconda volta, smentiscono circostanze ampiamente documentate. Divampa la polemica sull'incidente aereo avvenuto lo scorso 13 dicembre nei pressi del 37° stormo di Trapani Birge che costò la vita al capitano Fabio Altruda di 33 anni che si trovava a bordo di un Encaccia Eurofighter mentre rientrava alla base militare. L'aeronautica con una nota ha infatti smentito quanto ieri confermato dal legale della famiglia Altruda che sulla vicenda sia stato apposto il segreto di Stato, sottolineando che tali affermazioni non corrispondono alla verità. Infatti tutta la documentazione di interesse è da tempo a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Anche la scatola nera è stata consegnata senza indugio alla predetta autorità giudiziaria e risulta tutt'oggi sotto sequestro, sottolineando anche che l'aeronautica continua a prestare massima collaborazione alle autorità inquirenti al fine di far luce sull'accaduto. A dare conferma dell'opposizione del segreto di Stato da parte del governo era stato l'avvocato Fabio Sammartano che assiste i familiari del pilota deceduto. L'avvocato torna sull'argomento per controbattere. È sorprendente che la Forza Armata per la seconda volta
smentisca circostanze oggettive ampiamente documentate, scrive Sammartano. Dapprima la smentita dell'impiego operativo della pattuglia aeronautica sconfessata dalle fonti a disposizione di questo difensore, ma soprattutto dal rinvenimento e distruzione di ordigni esplosivi all'interno del cratere provocato dall'impatto. Adesso la smentita della posizione del segreto di Stato, nonostante la competente autorità giudiziaria abbia notificato la comunicazione di detta circostanza, così non consentendo l'accesso agli esiti dell'accertamento sulla scatola nera del veicolo. I familiari del povero pilota deceduto, conclude Sammartano, hanno diritto e interesse più di chiunque a conoscere le vere cause del disastro aereo, non trattandosi di mero incidente. 7:31 è il momento della rassegna stampa dei quotidiani siciliani con Angelo Vegliano. E allora andiamo a vedere cosa scrivono stamattina i quotidiani regionali. La Sicilia, la prima pagina della Sicilia, quella che andiamo a vedere, e ci porta però subito a Roma, perché c'è un'altra storia simile a quella del piccolo di 5 anni, nuovo incidente mortale a Roma, vedi, ventenne a bordo di una supercar, travolge e uccide una donna. E poi c'è un'altra storia però tutta siciliana, una tragica fine di un 31enne, camminava a piedi lungo la Palermo-Mazzara, un'auto lo ha centrato in pieno, quindi insomma due gravissimi incidenti stradali che vengono riportati sulla Sicilia. Poi le vicende che agitano la maggioranza del governo nazionale, Sgarbi Santanchè agitano la Meloni, scrive la Sicilia, settimana di fuoco con il MES e la maternità surrogata, oggi a Milano c'è l'incontro con gli imprenditori del nord e considerato anche le ottime condizioni meteo, ci sono ancora sbarchi, ma a Lampedusa l'hotspot adesso respira, c'è un esposto anche delle ONG. Dall'altra parte c'è la fotonotizia di stamattina, vedi questa bellissima distesa, un campo di grano. Che non è Mogol che lo dice. Assolutamente. Che ne sai di un campo di grano, scrive la Sicilia, i produttori siciliani in sofferenza per i prezzi e la concorrenza straniera, quindi insomma in qualche modo si cerca di difendere quello che è il prodotto che arriva dalla nostra terra. Due altre notizie segnalo dalla prima pagina e poi andremo alle pagine interne. Una ci porta in Francia, un'auto a Ariete contro la casa del sindaco, si indaga per tentato omicidio, siamo in Francia, la protesta nelle periferie per l'appunto non solo di Parigi ma di tutta la Francia, e dal Vesuvio ai piedi fino all'Etna, ecco il cammino dei vulcani, una nuova moda, insomma un nuovo cammino che si apre, diciamo, all'orizzonte. Allora, cominciamo con i fatti riportati stamattina dalla Sicilia nelle pagine interne. C'è l'autopsia per il 31enne di Carini che abbiamo visto è stato travolto a piedi di notte, camminava sulla Palermo-Mazzara, è stato travolto e ucciso da un'auto, questo giovane 31enne di Carini, pedone investito sull'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo da un automobilista nella notte di sabato. L'autopsia chiarirà le cause della morte. Poi c'è un grave incidente sul lavoro, precipita dal tetto che stava riparando, un 18enne gelese è in grave condizione, si trova a Caltanissetta, ricoverato in ospedale. Siamo all'hotspot di Lampedusa perché si svuota, la Croce Rossa dice è tornata alla normalità, ma gli sbarchi e le polemiche continuano perché si è arrivato sino a quasi 3.000 persone praticamente nell'hotspot, dove ne possono stare circa 350, grosso modo, diciamo in condizioni normali, e vedremo l'evoluzione di questa vicenda nella giornata di oggi. Il grano duro, scrive la Sicilia, l'invasione che viene dal Canada, si deve pretendere chiarezza in etichetta. A parlare è un agronomo, dice in Nord America si usa il glifosato che da noi viene limitato. I produttori siciliani sono in sofferenza per il prezzo basso e arrivano anche navi da altri continenti. Caspita. E quindi è un campanello d'allarme serio per la nostra agricoltura. Michele, adesso la notizia di cui abbiamo parlato prima, cioè della sparatoria di Inesima, scrive la Sicilia, si costituisce la polizia, forse lui il pistolero, l'uomo è stato sottoposto a provvedimento di fermo, l'accusa è tentato omicidio. E poi c'è un'altra storia, una pizzeria con lavoratori in nero, c'è una denuncia, i controlli sulla movida in zona via Dusmet, i carabinieri pizzicano il locale e hanno elevato anche una multa di 12.000 euro. La polizia sanziona un agriturismo trasformato in discoteca, balli e alcol senza autorizzazione, quindi la lotta contro quella che è la movida sregolata senza assolutamente regole. C'è stato un inseguimento, sedicenne alla guida di un'auto nascondeva della marijuana ed un'arma impropria,
stato deferito la panda, risultata essere del nonno del ragazzino che è stato denunciato. Questa per la cronaca. E poi andiamo a Taormina, però poi ci andremo in maniera molto più approfondita. Liquami e Puzza Mazzeo, un pessimo ricordo per i turisti, il grido d'allarme di Brancazio De Leo, segretario FISA, CISL. Queste criticità vanno affrontate prima dell'estate e il sindaco De Luca ha dato l'ultimatum al collega Stracuzzi: per il consorzio Rete Fognante si riunisca subito l'assemblea. Altro tema questo. Dobbiamo chiederlo a De Luca tra poco, sarà il nostro ospite. Stamattina ne parleremo con il sindaco di Taormina. Adesso la prima pagina del Giornale di Sicilia, perché ha una notizia diciamo che ci riporta a parlare di cimiteri, però questo è un cimitero particolare, un cimitero nella cava dei Boss. Il comune di Palermo ora punta sulla trasformazione della Bordonaro a Borgonuovo per scongiurare un'altra emergenza. C'è già uno studio di fattibilità con ambiziosi obiettivi. Questo è quello che si punta di fare. Il bene sottratto alla mafia pensa nel 2020, la scelta dovuta anche alla vastità dell'area e al collegamento con il tram. Poi ancora altre notizie, si parla di Rappa, in arrivo nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti per la città di Palermo. E in tema di immigrazione, una petroliera ha salvato 70 migranti, la maggior parte di nazionalità egiziana. La barca aveva i motori fuori bordo non utilizzati. E poi travolte uccise in autostrada, l'abbiamo letto prima anche sulla Sicilia. Ad Agrigento il santo divide fedele e polizia, momenti di tensione prima che il fercolo del patrono lasciasse la cattedrale. Tutto questo ad Agrigento. Poi c'è, vedi, un riquadro tutto dedicato allo sport, perché ieri è stata una giornata intensa per la Formula 1, ma poi si parla anche di calcio. Verstappen continua a vincere incontrastato. Per il Palermo arrivi e partenze, tutto fatto per Vasic. Lukaku vuole solo l'Inter, Osimhen resta a Napoli. La sintesi delle notizie calcistiche della giornata e non solo, perché adesso c'è il calciomercato, chiaramente saranno superate fra non molto queste notizie che abbiamo letto. Prima di tutto un ponte con Roma. Messina, continua a esserci un assordante silenzio del governo di fronte ai quesiti posti dal comune. Il sindaco Basile dice ancora poca attenzione al territorio, chiederò un incontro, riferimento dunque al maggiore coinvolgimento della città per la realizzazione del ponte. Via ai lavori in centro per la nuova pista ciclabile, siamo sempre a Messina, il focus della Gazzetta del Sud come sempre dedicato proprio alla città dello Stretto, ma ci sono anche altri temi, anche di carattere nazionale e internazionale. Meloni tra MES, Sant'Acché, il feeling Salvini-Le Pen, in vista delle prossime elezioni europee che cominciano ad agitare gli animi un po' di tutti diciamo, i politici. E poi la nonna di Nael, il giovane che è stato ucciso in Francia, chiede a tutti di fermarsi perché quanto sta accadendo in Francia è davvero qualcosa di terribile. Parigi ha autorizzato l'uso di droni da ricognizione in un clima spettrale. Francia, l'appello ai rivoltosi, auto usata da Ariete contro la casa di un sindaco. E poi le risorse del PNRR sui certi progetti forse si esagera, su altri il deserto. Dai Wagner pentiti alla base russa colpita. La guerra in Ucraina comunque spazia a 360 gradi, vedremo stamattina, ci sono diverse notizie anche sui quotidiani nazionali. Parliamo anche di cronaca più strettamente locale. Milazzo-Barcellona, maltrattava la sua ex davanti ai figli, un 37enne è finito in manette. E poi una tragedia sfiorata, petroliera ha salvato 70 migranti, come abbiamo detto, si svuota l'hotspot di Lampedusa, ma l'emergenza resta. Adesso le pagine interne per approfondire qualcuno di questi temi che abbiamo visto. Intanto proprio quello del ponte, perché il sindaco Basile attende ancora chiarimenti che sono stati sollecitati in data aprile durante le audizioni alla Camera. A proposito del ponte non abbiamo risposte, poca attenzione alla voce del territorio. Chiederò un incontro con la Stretto di Messina, la società che è stata riattivata in vista della costruzione delle infrastrutture. Poi il documento consegnato a Montecitorio, in 8 punti, i punti chiave con cui Messina chiede di essere coinvolta.
i tempi di realizzazione, l'impatto ambientale, opera a terra, posti di lavoro, scenari di sviluppo. Questa è una sintesi perfetta delle richieste del sindaco di E Messina. infatti quindi si cerca di capire che tipo di risposte semmai diciamo, arriveranno. L'unica concessione finora è stato il sì all'ordine del giorno proposto in aula dal deputato Gallo. Fino a questo momento non ci sono state altre, diciamo... Silenzio. Esattamente, silenzio assoluto. Torniamo invece a parlare di migranti. Una petroliera salva 70 migranti. Questo profughi... è inconsueto, cioè che sia una petroliera. Evidentemente... Bel fatto. Esattamente. I profughi egiziani caricati in acque maltesi dalla nave Calaiunco che approderà a Trapani. Il natante in difficoltà imbarcava acqua in condizioni meteo pessime quando è stato soccorso nel mezzo proprio del transito della compagnia, in transito della compagnia Augusta. Quindi, e poi la situazione all'hotspot, come dicevamo, si svuota, ma è sempre emergenza perché gli arrivi non mancano. È stato notevolmente sfoltito il numero degli ospiti del centro di Lampedusa, ma si resta sempre in emergenza. Sono 791 i migranti a fronte dei 400 posti disponibili. La scorsa settimana l'hotspot è arrivato a ospitare, senti un po' questo numero, 3.306 persone. Michele, il tour de force della prefettura di Agrigento e della polizia, che sono occupati di una raffica di trasferimenti, ha permesso insomma alla struttura di tornare un po' alla normalità. E qui c'è un richiamo a quello che abbiamo visto nel nostro servizio. Birgi, ora è polemica tra aeronautica e difesa del pilota. I vertici militari smentiscono che sulla vicenda sia stato apposto il segreto di Stato. Illegale, mi è stato impedito di accedere ai documenti. Giallo sulla scatola nera, risulta tuttora sotto sequestro giudiziario. Questo è quello che si dice legge, illegale. Dice illegale per l'appunto. Abbiamo ancora una notizia da leggere, però riguarda più che altro lo spettacolo. Così chiudiamo con qualcosa di più leggero. A Messina c'è attesa per il concerto di Tiziano Ferro alla Franco Scoglio. Da stasera il divieto sulla statale 114, l'ATM mette in campo 15 autobus, 40.000 le persone attese per il concerto che si terrà per l'appunto al Franco Scoglio domani, con Tiziano Ferro che racconta, che insomma, sarà sicuramente un meraviglioso spettacolo. Direi ci possiamo fermare qui per la rassegna stampa regionale. Una breve pausa, poi passiamo ai quotidiani nazionali, va bene? Eccoci qua. Ci rivediamo fra poco. Buongiorno Sicilia. Bentrovati, sono le 7.45, io sono Michele Guzzo, lui è Angelo Gagliani. e siamo pronti per un'occhiata anche piuttosto, come dire, diffusa ai quotidiani nazionali. Cominciamo con il Corriere della Sera, che ha un'apertura un po' diversa rispetto a tutti gli altri. Si parla di fondi dell'Unione Europea, l'obiettivo è vicino, basta tafazzismo sul PNRR, così esattamente. Farsi male da soli, insomma. Esatto. Ecco. E sull'Europa PPE e socialisti, intesa innaturale. Comunque è importante, un bel colpo del Corriere aver intervistato la Primo Ministro. E poi la Meloni ancora dice, rivendica un cambio di passo sui migranti. Il MES può attendere, quindi si può aspettare sul MES. Poi ci sono altri temi. Uno di questi, il salario minimo, la Schlein dice il governo contro i poveri, e poi torna il caso Sgarbi, il talento e le inspiegabili bassezze volgari. Ci sono polemiche su questo suo intervento al Maxi di qualche giorno fa. Poi la cronaca. 20 anni, il SUV, la corsa contromano, uccisa una donna. Questa è una cosa pazzesca, si ritorna a parlare continuo, di un altro gravissimo incidente che è avvenuto per l'appunto a Roma. E purtroppo questo ce n'è stato uno anche da noi, con quello che camminava sull'autostrada. È un altro incidente, segnalano con un'auto che era a forte velocità, guidata da un neopatentato, nonostante la potenza del SUV della Tesla, con a bordo 4 amici, 2 di questi rimasti feriti, in più la vettura andava contromano sulla Laurentina a Roma.
Roma, lo schianto con un utilitario, una Lancia Y di una donna che è deceduta sul colpo. Brutta notizia anche questa. Per la famiglia di Nael, ora fermatevi, attacco a un sindaco, vertice all'Eliseo nella notte per quanto sta avvenendo in Francia. Fotonotizia per il delitto di Roma, di Primavalle, sotto esame sono le telefonate dell'assassino. Stasera ci sarà la fiaccolata, il coltello, la droga, i complici, Michel, i misteri di un delitto. È un altro caso che evidentemente animerà l'estate italiana. Il mistero è il movente, perché chi è stato non c'è dubbio, l'assassino bisognerà è suo, capire perché possono essere capisce. 20 euro di debito oppure c'è qualcos'altro. Saranno gli inquirenti a scoprire tutto. L'allarme di Kiev perché si teme a Zaporizhzhia minati i reattori e c'è il giallo sulla fine di Prigozhin. Non si sa più dov'è. Capo... L'abbiamo lasciato in Bielorussia, ora non si sa più dov'è. Bisognerà capire dove è andato a finire il capo della o ex capo della Wagner, bisognerà capire. Le grandi manovre in borsa, attenzione Michele, perché chi ha soldi da investire, no però adesso si parla di un caso serio. Qui è roba grossa, ragazzi. L'assalto a Generali, quindi la finanziaria della famiglia del vecchio autorizza a salire al 10%, si riapre la sfida per il controllo della compagnia, l'operazione può influire sul rinnovo del CDA di Mediobanca, pensa, dove ci sono movimenti di Caltagirone e anche di Benetton, quindi altissima finanza. La più importante, se non sbaglio, compagnia di assicurazioni esattamente. Italiane, no? Generali. Il piano del governo, 4 miliardi del PNRR subito alle aziende green. Questa è una mossa che il governo sta per mettere in campo per le aziende che sono andate verso, diciamo, l'energia, verso il green, l'innovazione, può essere che arriveranno tanti soldini, no? E poi si parla anche qui di salario minimo, noi che lavoriamo per molto meno di 9 euro all'ora, e poi quella retribuzione è una questione di dignità, sono testimonianze approfondimenti e anche opinioni. E poi anche qui c'è la guerra in Ucraina, l'incursione di Kiev, l'incursore di Kiev dice abbiamo varcato il fiume Dnipro in 5 punti, quindi staremo a vedere cosa succederà. Perché gli ucraini insistono nel dire guardate che la controffensiva la stiamo facendo, è lenta, è difficile, però la stiamo facendo. Ci sono dall'altra parte dei nemici. Mentre la Russia bastona tutti i giorni. Ogni giorno bombardamenti. Fotonotizia. La Francia, le madri contro la rivolta, un'altra notte di violenza dopo l'uccisione del giovane, e su questa notizia io vorrei tornare con le pagine interne, un approfondimento, perché ad esempio viene ipotizzato l'arresto per i genitori, lo fa La Stampa perché evidentemente raccoglie notizie. Punire i genitori dei manifestanti, il titolo che ha La Stampa, il governo fino a 2 anni di carcere a chi non controlla i propri figli. Ma è una legge già in atto in Francia? È un'ipotesi, 719 fermati, assalto alla casa di un sindaco, volevano uccidermi. In Francia calano le violenze ma resta alta la tensione, e l'ipotesi a questo punto è quello di poter arrestare i genitori che non riescono a tenere a casa i figli per le manifestazioni. Alcuni numeri sono impressionanti: 730.000 gli euro raccolti per la gente che ha sparato alla giovane, 45.000 euro sono i poliziotti e i gendarmi dispiegati in tutta la Francia per contenere queste proteste, roba quasi di polizia, stato di polizia. La Premier, fatti intollerabili, e seguiranno sanzioni esemplari. E poi c'è l'appello della nonna del giovane che fa un appello a Mbappé, dice l'appello ai violenti, fermatevi. Questo pieno di umanità, direi, dobbiamo rispettarla, perché la nonna di questo ragazzino gli dice però basta, adesso fermatevi. Perché si rischia poi di fare altri danni ulteriori. Sulla Stampa c'è un titolo diverso di apertura: il salario minimo a fare per lo Stato, perché secondo Tridico, l'ex presidente dell'INPS, vale 1,5 miliardi di gettito in più. La Meloni con me più occupazione, secondo i dati che vengono quindi il diffusi presidente dell'INPS o l'ex presidente, lui è presidente ancora? Ex. Dice facciamo il salario minimo, che divide anche qui maggioranza e opposizione. Esattamente. Poi 2 foto: da una parte c'è l'inferno francese alla ricerca della fraternité perduta in Francia,
e dall'altra parte altre foto piuttosto dure, il Eccola. mattatoio di Bakhmut, tra i feriti negli ospedali da campo, due grossissime ferite nell'Europa. Perché è proprio Bakhmut che gli ucraini cercano di riprendere, che perché è una città distrutta, devastata, rasa proprio dalla Wagner. Esattamente, distrutta, rasa al suolo. Questo per la stampa. Adesso andiamo sul Messaggero, che ha un approfondimento molto interessante. Alimentari, rincari alle Ecco. stelle. L'ombra della speculazione. L'Istat certifica gli aumenti anomali di giugno con picchi fino al 46%. Cioè il doppio. Esattamente, allarme alto, bisogna intervenire. Questo è quello che scrive il Messaggero, che poi ha un approfondimento sulla vicenda anche nelle sue pagine interne. Anche qui la lunga agonia di Michel per la cronaca, si poteva salvare, i dettagli shock dell'interrogatorio del killer, non è morta subito, l'ho lasciata soffrire. Davvero una crudeltà incredibile. Francia, automobili contro le case, la rivolta contagia anche Belgio e Svizzera, quindi rischia di allargarsi quanto sta avvenendo in Francia. Contromano a Roma, mia sorella come Manuel, vittima di un incosciente, è sì. quello che scrivono, che dicono i parenti dell'ultima vittima. Il Fatto Quotidiano c'ha un'apertura tutta sua, come sempre. Sant'Acché, 462 accertamenti in Maserati e multe mai pagate. Il bolide diesel in centro a Milano e le 43 soste vietate. Così scrive il Fatto Quotidiano. Poi siamo al Giornale, vediamo un po' cosa scrive il Giornale. Scrocconi rossi, il caso alluvione, ci riporta dunque in Emilia Romagna. Alcuni sindaci chiedono soldi per piste ciclabili, sale bingo e musei della Resistenza, alla faccia di chi ha perso tutto. Questo è Il polemico titolo del giornale. Esattamente. Francia, attacco alle istituzioni, scrive, il contagio si allarga, Svizzera e Belgio l'abbiamo già visto anche su un altro quotidiano. E poi colpita la base russa dei droni, riparte la controffensiva di Kiev, che adesso va praticamente sul territorio russo. Strasburgo gela le coppie gay, bocciati in serie tutti i ricorsi dal Tribunale europeo. Siamo sul Libero adesso, parla Ignazio La Russa, ecco perché Fratelli d'Italia governo e il PD no, il Presidente del Senato, noi abbiamo conservato valori e memoria, idem no. Queste sono le parole del Presidente del Senato. Qui c'è una dichiarazione forte, così volevano corrompermi. A parlare è Di Giuseppe, di Fratelli d'Italia, colpa della malagestione PD Movimento 5 Stelle, il racconto del deputato che ha denunciato il racket dei visti per migranti clandestini. Perché ieri avevano anticipato una notizia sempre sul Libero, racconto del racket dei visti d'ingresso in Italia che coinvolge Pakistan, Bangladesh e Filippine. Praticamente si avvicinavano dei parlamentari chiedendo loro di facilitare questi permessi, mi pare 120.000 euro l'offerta, diciamo, questa bustarella per poter avere i visti. Il problema non è la Francia ma è l'Islam, lo scrive Vittorio Feltri nel suo editoriale di stamattina su Libero. Adesso vediamo il Foglio, la prima pagina, il segreto di Lourdes, nel cuore dell'Europa senza più fede, dove proliferano veggenti che vedono la Madonna moltiplicare gnocchi in pentola. Il santuario più celebre al mondo continua ad attrarre comunque milioni di pellegrini, e qui che si resiste in silenzio alla secolarizzazione. C'è un'indagine per l'appunto. Bello questo pezzo. Del Foglio. Andò a Lourdes e ha confermato che c'è tantissima devozione ancora. Va sicuramente approfondito. E poi ancora siamo sul Tempo di Roma, l'altro quotidiano della capitale, con attenzione alla pagina che sta per sfuggire, la generazione diciamo delle periferie, così sì. Dicono, Francia in fiamme, figli e nipoti dei migranti non arretano, continuano gli scontri, ieri un'auto è stata lanciata contro la casa del sindaco, ferita la moglie, appello della nonna del giovane Nael, per favore fermatevi ministri all'Eliseo da Macron. E poi altra notizia, faccia a faccia Salvini e Le Pen, parliamo di prossime europee, ma c'è
anche la stretta sul voto in condotta, il professore e i genitori d'accordo con Valditare. Poi che cosa si dicono secondo te? E se i bulli gli mettessimo pure una matrimoniale sulla paghetta? Insomma, i bulli, non ci sarà vita facile per Osho. i bulli a scuola secondo Osho. E poi altre prime pagine con la Nazione di Firenze. Anche qui torna il tema del salario minimo a misura di territorio. Il gius lavorista Ichino dice sì all'intervento, ma la retribuzione tenga conto anche del potere di acquisto locale e della produttività. Salvini al centrodestra unito per governare in Europa, oggi vede la Pen e vedremo che cosa succede. Intanto, vedi, a 20 anni sul SUV contromano una vittima, a Roma cellulari sequestrati, il governo subito il nuovo codice. È davvero impressionante questa immagine. Mamma mia, dello veramente. scontro che è avvenuto sulla Laurentina tra il SUV e la Lancia Y, che voglio dire, ha provocato una nuova vittima. Questa sulla Nazione. Adesso abbiamo anche la prima pagina della Verità. Il PD adora il salario minimo, propone il taglio a 6 euro l'ora, piace pure a Confindustria e Calenda. La falange dell'opposizione unita da un emendamento che fissa a 9 euro il compenso base obbligatorio, ma la cifra include ratei, mensilità extra e scatti, una paga da fame, quasi la metà della media italiana. Questo scrive stamattina la Verità. Poi, visto che è lunedì, stamattina abbiamo il tempo, probabilmente Sì, certo. abbiamo la possibilità di farlo. Allora vediamo la Gazzetta dello Sport che scrive a proposito di Milan, Pioli, mi gioco praticamente tutto. Ecco la roulette. Specie di roulette russa per lui, praticamente il tecnico rosanero. Una nuova sfida con il Milan, più responsabilità, ma senza Maldini anche molti più rischi, vuole mediani potenti, gli piace Reinders, vedremo come andrà a finire. L'altra squadra di Milano, Lukaku, in Sardegna aspetta l'Inter, al Chelsea saranno proposti 30 milioni per il riscatto definitivo. La Juve vende invece, monte ingaggi da tagliare, nella lista dei cedibili c'è anche Alexander e Szczesny. E poi parliamo di Formula 1 con Verstappen che praticamente ieri ha fatto abbastanza bene, si mangia secondo, tutto. Cioè Verstappen il cannibale è il nostro diciamo Leclerc dietro di lui a fare parte dei mortali, no? Perché lui fa una corsa a parte e quindi questa è la situazione. Sinner, Djokovic ti aspetto per la rivincita, comincia a Wimbledon, il torneo più famoso al mondo sull'erba, e vedremo come andrà a finire. Altro titolo, solo Lukaku, l'Inter lotta per il belga e la Roma prova il sorpasso per Frattesi. Parliamo ovviamente di calciomercato anche sul Corriere. Leclerc e Sainz, sì, la Ferrari è viva, ma Verstappen praticamente è lontanissimo, davvero, no? È quasi imprendibile. Poi una questione che riguarda i diritti televisivi, perché oggi c'è un'assemblea importante in Lega Calcio, i diritti TV, la svolta potrebbe arrivare dal chiaro. La Lega dice ora abbassa le sue pretese a 900 milioni, mentre i broadcast stanno ritoccando le loro offerte precedenti. Si potrebbe avere addirittura una ipotesi di un canale della Lega per offrire le partite del massimo campionato. Questo per quanto riguarda il calcio diciamo in televisione. Se vuoi puoi andare ancora avanti. Allora andiamo avanti, Michele, non ci sono problemi, cominciamo ad approfondire, visto che l'abbiamo già fatto in qualche modo con alcuni temi. Lo facciamo con il Corriere della Sera. Abbiamo già visto qualche notizia dal Corriere, ma approfondiamo a proposito del delitto di Roma. La droga, le telefonate, il movente, Michel, i punti oscuri del delitto. L'assassino e il buco di Treoro dopo le coltellate, legami con i pusher di Primavalle, e questo è dunque la vicenda. È stata uccisa con 6 coltellate, il corpo ritrovato in un carrello della spesa. Per l'omicidio un 17enne si trova in cella, ma ci sono nuovi
nuove indagini su Arma e tabulati. Oggi ci sarà la fiaccolata, mercoledì i funerali del giovanissimo. Di questa povera ragazza. E poi morta la mamma di Chiara Gualzaletti, la quindicenne uccisa dall'amico. A Bologna il marito, anche Giusy, è volata via. Si erano sposati il mese scorso. Il dolore per la figlia e la malattia. Poveri. Altra brutta storia questa che riguarda Poveri. la nostra Italia. Adesso andiamo a vedere qualcosa di diverso a proposito, eccolo qui, stamattina, perché si parla di, diciamo, di contratti. A proposito del salario minimo. Ce ne sono tantissimi, c'è la giungla dei 1000 contratti, 4 milioni sotto il salario minimo. Lo scrive stamattina Repubblica. La proliferazione di accordi ha prodotto una riduzione media degli stipendi. La proposta di 9 euro dell'opposizione copre molti settori. Questo è quello che scrive in questa analisi evidentemente la Repubblica stamattina sulle sue pagine. E poi la notizia che abbiamo visto anche in prima pagina, perché dalla PNRR 4 miliardi alle imprese green, così il governo vuole sbloccare lo stallo. Serviranno a finanziare con crediti d'imposta una parte dei progetti di Repower EU, evitando rischi legati ai bandi. La cifra potrebbe anche salire di più, quindi per le aziende che riescono a diventare più green, a essere più sostenibili, diciamo così, c'è la possibilità di poter avere finanziamenti. Perfetto, grazie Angelo, e adesso vediamo che tempo fa e dopo torneremo. Buongiorno Sicilia. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando temporali interesseranno il nord Italia e poi tutta la dorsale appenninica per infiltrazioni di aria molto umida e fresca oceanica. Non così sulla Sicilia, difatti l'isola sarà protetta dall'alta pressione, cieli sereni o poco nuvolosi, bel tempo dappertutto, con venti moderati ancora su Canale e Mar di Sicilia, qui mari mossi, altrove quasi calmi o poco mossi sotto costa. Temperature che risulteranno un pochettino fresche sull'entroterra durante la nottata, mentre caldo moderato durante il pomeriggio, valori tra 28 e 32 gradi diffusamente. Uno sguardo poi a martedì, bel tempo, situazione tranquilla dappertutto, non ci attendiamo temporali ma bensì l'alta pressione. Temperature che non subiranno grandi variazioni, difatti le massime sempre tra i 28 e i 32 gradi, qualche punta di 33 sull'entroterra. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Sono le 8:04, buongiorno Sicilia ancora, con Angelo Gagliano ancora qualche altra notizia dei quotidiani. Stavolta andiamo sul Messaggero, perché abbiamo prima parlato dell'allarme dei prezzi, l'allarme prezzi alto, ora si deve intervenire. Il ministro Urso, vinta la battaglia sul gas, nel mirino distorsioni e approfittatori. La stretta sui tassi della BCE blocca gli investimenti, colpisce le famiglie. Insomma, si lavora per abbassare drammatico aumento dei prezzi. Esattamente, abbiamo visto il 46% l'aumento dei beni, soprattutto alimentari. Questa è la situazione. E poi ancora, vedi qua, su alimentari e bevande aumenti fino al 46%, l'ombra della speculazione. Questo è quello che scrive il Messaggero. Adesso parliamo di case, caro affitti, ma non solo, naturalmente ci colleghiamo con l'immobiliarista Giuseppe Grasso, a cui tra un attimo daremo il benvenuto. È un immobiliarista che investe su tutto il territorio nazionale, ha ben presente che quindi il polso della situazione, soprattutto dei profili, cioè un po' l'identità di chi compra e chi vende le case oggi. Allora, il mercato immobiliare, anche quello siciliano, sta ricominciando a salire. Dal 2015 era crollato, adesso la tendenza si è invertita, mentre il mercato degli affitti continua la sua salita, purtroppo impennandosi sempre di più. E anche di questo parleremo con Giuseppe Grasso, cui diamo il benvenuto. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Bene, quanto questo rinnovato interesse per il mercato è dovuto al fatto che molte persone decidono di vendere la casa per necessità? Ma noi oggi dobbiamo essere propositivi e ottimisti, perché comunque i prezzi nel nostro paese sono tra i più bassi d'Europa e quindi adesso stanno arrivando anche degli investitori stranieri che stanno comprando in Italia.
Quindi secondo me il mercato immobiliare non può fare altro che ormai migliorare. Questo è il fatto che abbiamo un aumento delle compravendite rispetto agli anni precedenti. Il problema casomai è negli immobili medio-bassi, dove l'aumento dei tassi di interessi ha fatto sì che sono aumentati i mutui e questo ha rallentato le compravendite, diciamo, del mercato medio-basso, Certo, mentre il lusso sta galoppando ecco. in questo momento. Ecco, ma il fatto che le famiglie siano sempre meno numerose, dottor Grasso, influisce sulla vendita magari di proprietà importanti in favore di case più piccole? Ma questo influiva fino al 2019, perché dopo il lockdown la gente vuole una casa più grande con degli spazi in più. Quindi adesso c'è stata un'inversione rispetto al 2018-2017, dove andavano di moda le case piccole. Adesso le persone vogliono le case un po' più grandi, perché col fatto dello smart working, lavorare a casa, spazi più grandi, Certo. per la paura che possa di nuovo accadere. Anche in Sicilia, invece, per quanto riguarda gli affitti, siamo a rincari notevoli? Sì, ma in tutta Italia. Il mercato degli affitti sta aumentando a dismisura, ma anche perché ormai Roma sta diventando un albergo, Milano sta diventando tutto un albergo. Abbiamo un aumento dei turisti enorme, quindi tutte le case li stanno tramutando in residenze vacanze. E quindi gli affitti ce ne sono sempre di meno e aumentano. E aumenta. Ovviamente. Ecco, allora ci aiuti, dottor Grasso, ha proposte per calmierare proprio questo, il mercato degli affitti? Sì, cercare di aumentare la qualità degli immobili, perché gli immobili che sono ristrutturati, che vengono offerti nel mercato immobiliare, specie in affitto, sono in condizioni non ottimali. E questo crea un problema negli affitti, pertanto quelli che si trovano ristrutturati hanno un prezzo enormemente più alto. Se ci fosse un ricollocamento di ristrutturazione degli immobili da parte dei proprietari, si abbasserebbe sicuramente la locazione. Certo. Torniamo invece agli acquisti di appartamenti e proprietà. Lei tre cose ci suggerisca, tre cose da tenere presente quando si compra casa. Quali sono le tre cose più importanti? Il palazzo e l'esposizione al piano è la zona. Meglio comprare come investimento, meglio comprare 20 metri di terreno, ma in una zona sicuramente migliore, dove in qualsiasi momento si vuol vendere, si è fatto un acquisto ottimo per un investimento futuro. Quindi la zona. Poi altro suggerimento? Altro suggerimento, comprare case belle, sperando che si abbassino i tassi di interesse. Sperando che si abbassino i tassi di interesse. E secondo lei c'è questa possibilità? Mi pare di no, pare di no. L'orientamento? Le previsioni sono che da qui a fine anno comincerà a scendere di nuovo i tassi di interesse, anche perché questo porterebbe a un aumento, a un incremento del mercato immobiliare. Sì. C'è ancora una curiosità. Aiutando tutta l'economia italiana. Certo. Ne parliamo ormai con i colleghi qua, ne parliamo in continuazione tutte le mattine. E quando si vende, che cosa bisogna tenere presente? Quando si vende, affidarsi a ottime consulenti immobiliari che sanno fare una valutazione corretta dell'immobile. Quindi altrimenti tanti immobili non si vendono perché vengono messi sul mercato a prezzi non corretti, e questo fa in modo che poi l'immobile rallenta il tempo di vendita. Esatto, mentre il consulente, come dire, riesce a individuare anche la giusta quotazione senza quelle oggi a differenza del passato non ci si può inventare consulente, perché oggi ci vuole una preparazione giuridica, urbanistica. Bisogna essere dei veri professionisti per fare questo lavoro.
Perfetto, Giuseppe Grasso, che è il nostro ospite, è uno di questi. Grazie per essere stato con noi, ci rivedremo presto, buon lavoro e adesso noi facciamo una breve pausa, dopo ci sarà il sindaco di Taormina, De Luca. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è con noi il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Buongiorno sindaco, benvenuto, siamo contenti di vederla in forma, sappiamo che il suo cuore è a posto dopo il malore che aveva avuto negli ultimi tempi. L'abbiamo vista insomma in grande forma con Ficarra e Picone, si è anche esibito, è vero, ieri sera suonando il clarinetto. Ci racconti com'è stata questa serata? Intanto buongiorno, grazie per l'invito. Per me la musica è vita, per me la uso anche per scaricare la tensione. La serata ieri è stata bellissima perché ci siamo esibiti con una orchestra giovanile ed è stata una bella esperienza e abbiamo fatto quel controllo così che ormai diventa necessario a conclusione della campagna elettorale e alla vigilia di una nuova campagna elettorale, anche perché noi siamo fondamentalmente, oltre ad amministrare quotidianamente, siamo in campagna elettorale perennemente, abbiamo finito le amministrative e siamo già in campagna elettorale per le europee e il 28 di luglio a Tumennisi apriremo questa nuova fase. Va bene, intanto però parliamo delle cose di oggi, ci guardiamo un bel servizio che riguarda il Palacongressi e lei naturalmente sindaco, vediamo. I temi sul tavolo sono tanti. Cateno De Luca, non appena eletto sindaco di Taormina, ha lanciato segnali chiari su quello che dovrà essere il futuro della Perla nel panorama siciliano ed internazionale, non solo del turismo estivo ma anche per gli eventi. Ed i segnali sono arrivati immediatamente. Nei giorni scorsi la Fondazione Tao Art è stata di fatto sfrattata dal Palazzo dei Congressi. Semplicemente abbiamo notificato un provvedimento che già avevamo verbalmente reso noto, cioè della impossibilità di fare nuove manifestazioni perché abbiamo iniziato le attività di carotaggio per la verifica della vulnerabilità sismica e quindi ottenere finalmente anche l'agibilità. Quindi abbiamo consentito proprio la conclusione di quelle che erano delle attività in corso, ma stamattina già sono entrate le macchine proprio per iniziare i carotaggi perché abbiamo la necessità di avere al più presto le risultanze e capire i tipi di interventi che bisogna effettuare. Questa è la versione ufficiale, anche se sembra che l'utilizzo del Palazzo dei Congressi da parte di Tao Art sia andato oltre gli accordi che prevedevano fosse solo una base logistica e non come location per eventi, e per questo De Luca ha deciso di cambiare la serratura. Scongiurata la chiusura della via che porta al Teatro Antico dopo l'emendamento approvato dalla Regione che ha previsto il 15% dello sbigliettamento ai comuni, ancora c'è tanto di cui discutere. I nodi sono tanti al pettine che ovviamente stiamo affrontando. E quindi ci sarà una oggi revisione anche dei rapporti del Comune di Taormina con l'assessorato ai beni culturali per quanto riguarda la gestione del Teatro Antico, visto che la norma De Luca è stata approvata dal Parlamento siciliano, e ci sarà anche una revisione della posizione sulla fondazione se quella che è il nostro auspicio porta la Regione a miti consigli e quindi a ridiscutere le varie posizioni e anche quello che deve essere veramente il destino di questa fondazione. Risolto un problema, l'attenzione si sposta adesso sui grandi eventi dei privati al Teatro Antico. Continueranno e l'unica cosa che ovviamente per ora dobbiamo rivedere d'urgenza sono tutte le manifestazioni che erano state programmate al Palacongressi che fino a quando non si effettueranno gli interventi per la messa in sicurezza non si potranno autorizzare. Allora, abbiamo sentito il sindaco De Luca in un servizio realizzato dai nostri colleghi, noi abbiamo il piacere di averlo in diretta in questo momento. Andiamo per ordine, cerchiamo di esaminare un po' tutti gli argomenti che sono stati affrontati. Innanzitutto, perché ha chiuso il Palacongressi, sindaco? Che è stato il carotaggio? Il Palacongressi è inagibile ed è privo della vulnerabilità sismica. È come la fontana di Trevi che qualcuno
tenta di vendere. Un bene immobile che non ha queste caratteristiche di sicurezza non può essere oggetto di gara addirittura pluriennale per 9 anni. Quando mi sono insediato ho semplicemente posto questo quesito agli uffici, i quali hanno confermato che l'immobile era privo di queste certificazioni e si sono determinati in autotutela ad annullare le procedure di gara. È successo semplicemente questo. Abbiamo consentito la chiusura delle attività in corso, poi qualcuno ne stava anche approfittando e allora abbiamo preso una posizione definitiva in modo tale che ci possa anche svolgere le attività di carotaggio che si stanno facendo, perché c'è stata già un'impresa incaricata che sta facendo tutte queste attività per avere tra 2 settimane massimo le risultanze degli interventi che bisogna fare. Pensate che ancora il Pala Congressi risulta un cantiere, non si è neanche mai fatto il fine lavori e questo l'abbiamo anche verificato dalla ricognizione che abbiamo effettuato al Genio Civile di Messina, e parliamo di un immobile che è stato completato nel 1985. E chi se ne stava approfittando, sindaco? Ma guardate, se ne stava approfittando chi sapeva già che noi non avremmo potuto più consentire nuove attività, ma solo il completamento delle attività in corso, e alla fine ci siamo accorti che invece in questa situazione si stava già impiantando nuova attività. Quindi abbiamo scritto a tutti, abbiamo disdettato tutte le richieste che sono arrivate, il Pala Congressi è inagibile e fino a quando non ci sono le risultanze e non effettueremo gli interventi non possiamo assolutamente permettere che si previsioni fa? Che previsioni fa, sindaco? Guardi, da quelle che sono già le prime risultanze noi dovremmo avere degli interventi che dovremo fare in alcune parti della struttura e averla nuovamente nella sua completezza e disponibilità entro ottobre. Queste sono le previsioni che attualmente facciamo. Perfetto. Adesso passiamo alla questione dello sbigliettamento. Lei aveva richiesto percentuali per i siti archeologici, percentuali per i comuni naturalmente, per i siti archeologici e anche i grandi eventi nel teatro antico, ma la sua, se non sbaglio, è stata una mezza vittoria, perché ha ottenuto il 10% sui biglietti ordinari, ma non il 20% che richiedeva per i grandi eventi organizzati dai privati. Quindi tornerà alla carica? Ovvio, noi intanto abbiamo reintrodotto il principio che i comuni dove ricadono questi beni archeologici non possono subire i costi per la vivibilità urbana, garantire quindi i servizi urbani per la fruizione del bene, e c'è chi di questo bene fa affari legittimi, per carità, ma ovviamente fa affari e l'ente pubblico invece è danneggiato. La legge che abbiamo ottenuto e per la quale il buon presidente della regione aveva minacciato di dimettersi se passava il cosiddetto emendamento De Lugo da Ormina, ma invece precisiamo che questo è una legge che riguarda tutti i comuni di tutta la Sicilia ricadenti nei parchi archeologici, ci ha consentito intanto di reintrodurre il principio che il territorio va rispettato, quindi il 15% sullo sbigliettamento per compensare in questa fase l'assoluto rifiuto da parte della regione siciliana di avere anche la compartecipazione sugli eventi privati. Questo intanto già è una prima parte, un primo round che abbiamo vinto. Il secondo round l'abbiamo già aperto, perché in commissione cultura c'è attualmente la norma per la riforma dei parchi archeologici e in quel contesto già abbiamo discusso con varie forze politiche, sarà riportato il principio della compartecipazione anche agli eventi privati, anche perché sono quelli che da un punto di vista di organizzazione dei servizi urbani creano maggiori difficoltà. Ha già una quotazione, sindaco, è quella del 20%? Io sono abituato a chiedere molto per ottenere poi quello che ho in mente. Noi, con molta onestà, le svelo, tanto lei è sempre grazioso, quindi ne approfitto per svelare la vera strategia, tanto siamo tra di noi. Io certo. ho posto il 20 per avere il 10.
complessivo. Come avevo chiesto 120 giorni di uso esclusivo del bene, che in questo caso è il Teatro Antico, per la programmazione del Comune di Taormina per avere il 50%, cosa che ho ottenuto. Sullo sbigliettamento avevo chiesto quel 10 e addirittura abbiamo avuto 15. Ognuno fa il proprio mestiere, cerca anche di portare a casa un risultato per l'ente che rappresenta. Finora devo dire che i 2 risultati su 3, perché oltre alla questione economica la situazione balorda era che io come Comune di Taormina non potevo usufruire di una programmazione mia nell'ambito del Teatro Antico, una cosa assurda. Quindi anche questo principio l'abbiamo fatto riconoscere, e ovviamente questo principio vale sempre per tutti i comuni dove ci sono questi magnifici beni. De Luca, c'è un fronte anche con i consorzi e con il consorzio sulla rete fognante, perché là la situazione è complessa. Ma qua, scusatemi il francesismo, è il caso di dire che siamo nella merda, perché obiettivamente ci troviamo con un consorzio che non ha mai funzionato, che non è riuscito a garantire realmente i servizi, tant'è vero che purtroppo i divieti di balneazione sono stati frequenti per le spiagge di Taormina ma anche di Giardini Naxos, e ora qualche sindaco si è messo in testa di continuare la guerra politica non individuando i loro rappresentanti per ripristinare gli organi del consorzio. È ovvio che mi sono incazzato, anche perché noi già abbiamo problemi di svestamento su alcune spiagge, ed è ovvio che dobbiamo intervenire. Quindi sono stato categorico e pretendo che nei prossimi giorni si ripristinino gli organi, perché questo consorzio ovviamente deve dare e dà servizi delicati, i quali alcuni, se non si danno, entriamo nel penale, e di conseguenza non consenta a nessuno di giocare sulla pelle dei cittadini. Com'è finita con il chiosco che non aveva mai pagato il suolo pubblico? Abbiamo visto parecchi suoi video sui social. Questa settimana parte la procedura di rimozione, perché abbiamo avuto conferma che ciò che ovviamente ho detto, ma ho parlato con la documentazione che abbiamo anche esibito, il paradosso della gestione delle aree pubbliche proprio a Taormina è questo. Il chiosco di cui abbiamo parlato è la punta di un iceberg che ha portato al fallimento di Taormina e che rappresenta anche quella percentuale del 70-75% di evasione che riguarda non solo i tributi locali ma anche l'utilizzo dei beni immobili. Pensate che in piena campagna elettorale si è rinnovato il contratto in violazione di legge a 5 affittuari di immobili del comune di Taormina, e ognuno di loro doveva dare mediamente 100.000 euro al comune per fitti arretrati non pagati. Ma ci sono anche situazioni più paradossali, abbiamo situazioni dove chi aveva in affitto questi immobili deve dare 500-600.000 euro, cioè per decenni non ha mai pagato, nessuno se ne è mai accorto, guarda caso, e a qualcuno hanno pure consentito il subentro con una società fantoccio con l'autorizzazione del comune, proprio perché già doveva dare 300-400.000 euro e ha consentito a questa società fantoccio di subentrare e fare altri debiti su debiti. Situazioni, vi assicuro che quello che ho descritto, il sistema Taormina, lo stiamo proprio mettendo in luce purtroppo giorno per giorno. Ci sarà quindi una pioggia di denaro sul comune di Taormina, stando a quello che lei racconta. E ha regolamentato, sindaco, il famoso ingresso dei furgoni, anche su questo abbiamo visto immagini e interventi suoi sui social. I furgoni in Corso Umberto? Assolutamente sì, e sta funzionando tutto alla meraviglia. Con le 2 ordinanze che abbiamo fatto e sono entrate in vigore il 19 di giugno non c'è più l'esposizione delle sacchetti dei rifiuti alle 22, ma si avviene all'1 di notte, e quindi si può passeggiare tranquillamente lungo il corso, e soprattutto quelli che sono i furgoni di carico e scarico alle 9-5 non se ne vede più nessuno nel Corso Umberto, e di questo devo comunque ringraziare, al di là di quelle che possono essere poi le parti in gioco, il comportamento, cioè ci si è conformati
a quello che non è tanto l'ordinanza del sindaco De Luca, ma a una questione di buonsenso, perché non era accettabile che dalle 22 in poi non si poteva passeggiare lungo il corso perché bisognava fare la gincana tra i sacchetti dei rifiuti, e la mattina fino a mezzogiorno si arrivava ad avere pure 25-30 furgoni di cariche e scariche in contemporanea sul corso, rendendo invivibile. Grazie al sindaco De Luca, buon lavoro per i suoi futuri impegni, che naturalmente anche noi di Buongiorno Sicilia seguiremo con attenzione. Adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo di ortoressia, disturbo del comportamento alimentare. State con noi, a più tardi. Sono le 8:29, Buongiorno Sicilia, è il momento della dieta è servita, la nostra rubrica settimanale per venire l'appetito, per chi vuole fare prima colazione a quest'ora. Diamo il benvenuto alla dottoressa Demetra Salemi, nutrizionista. Oggi parleremo di un disturbo dell'alimentazione che sembra una cosa dei denti, l'ortoressia. No, assolutamente. Che cos'è? Ortoressia. L'ortoressia è un disturbo del comportamento alimentare che consiste in una vera e propria paura di alcuni alimenti. Quindi questo comporta un'esclusione dalla propria alimentazione di intere categorie di alimenti, e ciò è dovuto al fatto che l'individuo pensa che questi comportino un danno alla propria salute o un danno di tipo estetico, e quindi il soggetto ovviamente avrà una vera e propria fobia verso questi alimenti. Ma essere attenti a ciò che si mangia è anche giusto, no? Cioè, assolutamente. E qualche volta anche eliminare alcune cose è altrettanto giusto. Dov'è che diventa malattia? Dov'è che diventa disturbo? La differenza sta proprio nell'atteggiamento ossessivo, nell'approccio ossessivo verso l'alimentazione. D'accordo? Infatti ci tengo tanto a parlarne oggi, perché la gran parte delle persone non conosce la presenza di questo disturbo e quindi non sa magari di esserne affetto. Magari se riusciamo a abbassare il livello della musica, per favore, così la sentiamo meglio, la dottoressa Salemi. Allora, come riconoscere l'ortoressia? Allora, ci sono alcuni comportamenti tipici che ha un soggetto ortoressico. In primis, come dicevo, la totale esclusione di questi alimenti. Un esempio potrebbe essere eliminare tutti gli alimenti che contengono zucchero, perché il soggetto pensa che lo zucchero faccia male, faccia ingrassare. Oppure... E non è giusto? Non è proprio così. Ricordiamo sempre che tutto può essere presente nella nostra alimentazione, l'importante è ovviamente che sia in equilibrio, quindi non c'è bisogno di andare ad eliminare alcun alimento, a meno che ovviamente si tratti di un soggetto con una patologia, quindi chiaramente lì abbiamo delle indicazioni diverse. Vediamo altri esempi, quindi zucchero, poi cosa? Potrebbe essere l'eliminazione di farine bianche, quindi il soggetto mangerà solo farine integrali, solo alimenti contenenti farine integrali, perché si ritiene che la farina bianca faccia male, insomma. Oppure un altro esempio potrebbe essere eliminare alimenti ad alto indice glicemico, perché magari comportano un aumento della glicemia, eccetera, eccetera. Quindi questi sono tutti atteggiamenti ossessivi, che quindi comportano ovviamente una sorta di senso di colpa qualora il soggetto dovesse andare effettivamente ad avere questi alimenti davanti. Un senso di colpa importante. Chi è che soprattutto, dottoressa, è soggetto o comunque potrebbe cadere nell'ortoressia? Beh, sicuramente individui a dieta, dove magari possono anche ottenere dei grandi risultati e quindi sono portati a pensare che il loro risultato sia effettivamente dovuto all'eliminazione di quegli alimenti. Quindi il soggetto potrebbe pensare, se sono riuscito a dimagrire 5 kg perché ho eliminato il pane e la pasta, beh, allora vuol dire che questi alimenti fanno male, che non li devo mangiare. Quindi questi sicuramente sono più portati. O un adolescente che magari si approccia un po' a questo mondo, anche al mondo del fitness, e quindi chiaramente a causa di una cattiva informazione è portato a pensare che alcuni alimenti debbano essere eliminati. O soprattutto i soggetti che vivono nel mondo del fitness, degli atleti, degli sportivi, che magari sono particolarmente vicini alla propria forma fisica, e di conseguenza anche loro andranno ad evitare alcuni alimenti in questo modo. E quindi bisogna documentare
documentarsi per non cadere nella quella che le chiama ossessione. Sì, un po', è no? paradossale perché poi questi soggetti in realtà si documentano anche troppo, quindi trascorrono gran parte del proprio tempo a documentarsi, quindi possiamo ovviamente giustificare un professionista del settore, chiaramente deve informarsi, però un soggetto ortoressico non fa altro che leggere nuove ricerche, nuovi studi scientifici, e ormai sappiamo che oggi viene detto tutto e il contrario di tutto. Quindi alla base di questo disturbo vi è proprio la disinformazione, o meglio la cattiva informazione, e quindi magari chi non è del settore non riesce a discriminare quali possono essere delle fonti poco attendibili. Ma c'è anche chi addirittura mi risulta, vero, non va più a riunioni, feste, dice, perché lì non si sa che mangia, che ti danno da mangiare, è vero? Esatto, esattamente. Un altro atteggiamento tipico è proprio quello di escludersi da alcuni eventi sociali perché magari non so cosa possa esserci in quel piatto, esatto. Infatti loro tendono a voler conoscere in maniera esasperata tutti gli ingredienti, non solo quando si fa la spesa, quindi una lettura quasi ossessiva delle etichette, un paragone ossessivo delle etichette, quindi per esempio dire in questo alimento ci sono 7 grammi di zuccheri, in questo 4, allora prendo assolutamente questo, oppure non li prendo perché ci sono gli zuccheri. Però per fare una spesa di questo tipo servirebbero delle intere giornate, perché praticamente si entra al supermercato, se si leggono tutte le etichette non si esce più. Esattamente, infatti un altro tratto distintivo di questo disturbo è proprio il trascorrere gran parte della propria giornata a pensare al cibo, alla preparazione dei pasti, quindi trascorrere ore al supermercato come abbiamo detto, o semplicemente programmarsi in maniera ossessiva tutta la propria settimana. Chiaramente un po' tutti tendiamo a organizzarci i passi nella giornata, però questo non deve diventare il nostro pensiero principale. Ma cosa conta di più, cioè che ci fa cadere nell'errore di più? La cattiva informazione, magari leggendo su internet così la prima cosa che ci capita, oppure un po' l'ossessione della salute, della bellezza, di essere in forma? Sì, sicuramente è proprio questa ossessione, non solo della forma fisica perfetta, ma proprio dello status di salute. L'ortoressia non comporta un'alterazione della visione di se stessi come in altri disturbi alimentari, quindi per esempio un soggetto anoressico ovviamente avrà una percezione diversa del proprio corpo, un soggetto ortoressico questo non lo ha, quindi semplicemente ha un'idea di bellezza e di salute che magari va ad escludere determinati alimenti, quindi un po' dovuto magari anche ai social, alla disinformazione, abbiamo detto, e un po' direi anche al marketing, perché oggigiorno le pubblicità tengono ad esaltare alcune caratteristiche degli alimenti. Le pubblicità sono le prime a dire senza lattosio, senza zuccheri, senza grassi, senza olio di palma e così via, e quindi chiaramente chi è all'ascolto di questa pubblicità ovviamente pensa, beh, se non c'è lo zucchero allora effettivamente allora vuol dire che lo zucchero fa male, per questo non gliel'hanno messo. Ecco. Quindi un altro problema è proprio questo, il marketing giusto, che come tende... si diffonde il messaggio sui contenuti degli alimenti, che creano questa idea che se non c'è una cosa è perché fa male. Esattamente. O se c'è poco è perché fa male. Esattamente. Quindi come uscirne, come diciamo anche prevenire da questa situazione. Perché non è nemmeno giusto essere completamente al buio, come per esempio il sottoscritto. No, cioè manco questo è giusto. No? Ovviamente no, bisogna quindi avere una corretta educazione alimentare. E come si fa? Esattamente, come si fa? Di certo non solo documentandosi da solo, perché come dicevo prima, magari ci si trova davanti delle fonti poco attendibili, quindi si rischia di essere effettivamente confusi, quindi sicuramente tramite una consulenza con un nutrizionista, non solo per avere una dieta a tutti gli effetti, ma proprio delle linee guida per avere un'alimentazione equilibrata. Quindi qui non si tratta di avere delle regole sulle quantità, ma capire che tutti gli alimenti possono effettivamente essere presenti, ripeto, in un soggetto sano, nella propria alimentazione, quindi non avere paura. E per fare questo ci vuole un po' di tempo, perché chiaramente una persona che per tempo ha avuto paura di determinati alimenti dovrà piano piano reintrodurli gradualmente in maniera equilibrata. Vogliamo fare qualche esempio di errore, così qualcuno l'ha già fatto, dottoressa, ma tanto per concludere, qualche esempio di
errore, cioè attenzione sì, ma non ossessione? Quale potrebbe essere? Beh, parlavamo prima dello zucchero, quindi è chiaro che un eccesso di zucchero non fa assolutamente bene nella nostra alimentazione, ma questo può essere presente assolutamente senza problemi in piccoli quantitativi, quindi se a colazione ho voglia di mangiare un po' di biscotti, non mangerò certo un pacco di biscotti, quindi posso tranquillamente mangiarli, e in questo modo, se poi nel resto della giornata mantengo diciamo delle scelte equilibrate, posso stare tranquillo. Ok, questo è molto importante. Poi quale altra cosa? Il sale forse l'abbiamo detto? Abbiamo parlato di farine integrali e non integrali. Ecco. L'integrale sicuramente sta prendendo piede, rispetto alle farine bianche, più valori nutritivi, più micronutrienti, ha un maggiore apporto di fibre, quindi sicuramente... chi ce le ha queste? Quali? La farina integrale, quindi tutti i piatti a base di farina integrale, la pasta integrale, la farina stessa integrale, così via. C'è scritto? Sì, e c'è uno scritto. lo riconosce. Assolutamente, a proposito di etichette questo viene specificato. E chiaramente è vero che l'integrale ha delle ottime proprietà nutritive rispetto alla farina bianca, ma non succede niente se andiamo a mangiare un piatto di pasta a base di farina bianca, se poi nella mia alimentazione sono equilibrato, quindi se inserisco delle verdure comunque ottengo il mio apporto di fibre. Certo. Quindi perché demonizzare? Quindi poi magari ad alcuni soggetti non piace neanche la farina integrale, quindi si può tranquillamente trovare un equilibrio. Oppure prima parlavamo di eliminare alcuni alimenti ad alto indice glicemico, come per esempio le patate. Interessante questo, cioè pure questo non si sa com'è. No, spesso sento dire infatti che le patate è meglio non mangiarle o limitarle perché effettivamente hanno un alto indice glicemico, cioè significa che portano a un innalzamento della glicemia importante. Ripeto, non parliamo di un soggetto diabetico che chiaramente dovrà preoccuparsene, ma in un soggetto sano ciò non deve avvenire, perché non è tanto l'indice glicemico che deve essere considerato quanto il carico glicemico, cioè dire questo alimento effettivamente in quella quantità quanto porta all'aumento dell'indice glicemico? Ah, ecco, non c'è un rapporto diretto. Quindi, esattamente, per esempio le carote hanno un alto indice glicemico, sì. è vero, ma quante carote potremo mangiare, ad esempio? Dica lei, io... No, non abbastanza da portare a questo innalzamento eccessivo di glicemia, quindi un problema è proprio dovuto al fatto che magari spesso non si ragiona su quello che si legge, quindi si hanno delle nozioni e poi non si va effettivamente a contestualizzarle. Cioè ci sono troppi automatismi. Esatto. No? Siamo informati, di conseguenza fine, stop, non ne voglio più sentire. Esattamente. Invece si può anche... come dire, nutrirsi di questi senza però cadere nella... Bisogna sempre trovare il proprio equilibrio. Questa è la chiave poi di un'alimentazione sana, non privarsi di nulla, vivere un approccio sano e ascoltare il proprio corpo. Quindi se ho più fame mangio un po' di più, se ho meno fame magari mangio di meno. Chiaramente, ripeto, parliamo di soggetti sani e di un'alimentazione equilibrata, quindi non di esigenze estetiche. Perfetto, grazie dottoressa Salemi. Grazie a voi. La dieta è servita anche per voi, poi ci ritroveremo presto e adesso ci facciamo due risate. Insieme! Ma chi ve lo fa un applauso a voi? Chi? Castore Masco, avete una prostata tanta. Chi ve lo fa l'applauso? Che bagno da fare la pipì? Chi ve lo fa? Noi, no, ve lo facciamo noi appena finiamo. Allora vi metto davanti allo specchio, noi che siamo la gente del popolo che ama la propria città. Cos'è che amiamo noi proprio della nostra città? Mi capisci quando parlo? Capisci? Cos'è che c'è che ci fa impazzire delle notti? I mercati, no? Qui c'è la ucceria, a Catania abbiamo la Feroluni. Che bello quando scendiamo al mercato e chi di Cavagnino, oh pesce fresco, io stommo fresco! A Catania io sto... Mi capisci quando fa, io stommo pesce? Cioè io stommo fresco, il pesce non è fresco. Il pesce perché è morto, andava a bancarella 6 anni, con l'occhio era così. Appena arriva la signora, senta che è fresco il pesce, che piglia una spugna, o sale, o agno, ammutto una cosa, risulta che il pesce casato è morto. Morto, come si fresco, signora, si può mangiare, appena si mangia un pesce, perché cura un ospedale direttamente. Ma ci sono gli odori che sono belli, l'odore del formaggio che si mischia con quello del pesce che si mischia con... Mi capisci quando parlo?
Andiamo avanti. C'è una cosa, c'è un prulazzo di che cosa? C'è una cosa che mi fa impazzire dei mercati, sono le bancarelle della roba usata. €1 a pezzo, €2 a pezzo. Cioè, signora, non mi dà lì a essere lei, ci aiuto mai una bancarella della roba usata? Mi capisce quando parlo? Non mi chiesto esempio. Ci aiuto mai? Molti si vergognano, eppure al mercato comprate che bella sta camisa, che è una roba usata, è nuova, perché la gente regalava le cose, a me non mi piaceva, ogni volta quando andava a bancarella da roba usata e prendevano vita, si vendevano a €2, €3 a pezzo. E allora molte donne che apparivano con dei vestiti eleganti, dici, guarda che bello vestito che hai Vitina, che sì, bello, sa quando ho cattato, sì, da bancarella da roba usata, ti pare, e un po' si vergognavano. Oggi la bancarella della roba usata è stata sostituita da un qualcosa che ha pervaso il mondo, l'Italia, ed ha offuscato il cervello delle mogli. Vinted. Minchia, Vinted. Mi capisci quando parlo di Vinted? Che mia moglie quando ha scoperto io non sapevo cosa fosse, vedevo mia moglie mise sempre con il cellulare e io non credevo l'amante, poi disse l'amante che si chiama Vinted non può essere, è un po' strano, e comunque la vedevo che insomma scorreva, che faceva sti chat, queste cose lunghe, cioè, ma che cosa stai facendo? Sto facendo una trattativa, o ti da banna, ammazzati, vieni a fare, o una trattativa, disse che sta accattando un palazzo, una casa, una macchina. E allora ogni tanto vedevo questa stronza, non mi leva neanche un centesimo, disse, sa che sta accattando, mia moglie sta pensando al futuro. Un giorno mia moglie, ce l'ho fatta! L'ho comprato! Perché io finalmente ho accattato questo palazzo. Quando accattasse sta cosa, pensavo la bella villa, 400.000? 40.000? 4 euro. Ma che accattaste? Una magliettina. 6 mesi di trattativa per una magliettina! E chi ci va a alluvare €1 perché se mi leva €1, così mi viene 4 euro compresa di spedizione per risparmiare in euro. Mi capisci quando parlo per risparmiare in euro? Che le mogli si fanno i conti precisi, le mogli si fanno i conti magari quando hanno a fare i figli, oggi c'è l'applicazione, c'è un test, si fanno un test, su spunto il sorriso, tu ti raccogliere a casa. E in matematica, a me una volta mi arrivava un messaggio di WhatsApp e perché mi spuntava un sorriso. Gli dissi, chiamai, sei incinta? Dice, non ha caputo niente, ti raccogliere a casa. Ti fanno i calcoli. Poi le mogli, i Vinted, come funziona? Che tu compri, ma non è che accatticchi i soldi, è un portafoglio virtuale e tu accumuli soldi vendendo qualcosa. I moglieri accucchiano, accattano. E dice, ma come si fa sti soldi? Io non rapivo l'armadio, non c'era un cazzo di mio. Stava venuto, i robbi miei stava venuto. Sì, scusa, ma non è da camisa, se tu per mia moglie in ferro restiro non sai chi è. Mi capisci quando parlo? Che camisa mi stiro io? Non lo sa che cos'è un ferro da stiro. Perciò dice, ma da camisa non era, dice, ma era cigliona che era andata all'armadio? Ma passo che tu non te la volevi mettere più. Yes, veramente me la stavo godendo stirata, ogni tanto andata lì che è stirata. Poi si venne di me, una volta mancai da casa 6 anni, mi feci una bella valigia e ci misi per stare 6 giorni, io mi cancio due tonno, appena tornai la cabina armadio vuota, un'altra vuota, e che ti finissi tutti i robbi? E vabbè, dici vabbè, ha stato una settimana con tutti i robbi stessi che fa, non ci può stare una vita? Riprendiamo il contatto con la bancarella da roba usata, riprendiamolo, quel fascino di andare al mercato, di contrattare. Quando me la passi, 2 euro assai su, €1, te ca €1 a 1000, no, si è persa questa cosa. Riprendiamo il contatto con una bancarella da roba usata a Catania e c'era chi ogni tanto allungava le mani e si fotteva un paio di mutande, una maglietta, e chi da moglie che la bancarella ci dice, ma fai qualche cosa, no? Perché ne fottono tutto così, non ti preoccupare, da domani in poi non ruberanno più. Perché ci mise in gattello e c'era scritto non rubare. E già roba rubata.
Edoardo Saitta a Insieme Show. Grazie Edoardo. Mi capisci quando parlo? Da non perdere, domani alle 23, Edoardo Saitta e tutti gli altri della banda di Insieme. E adesso un collegamento con Marco Amato per le stelle che ci sorvegliano. Buongiorno e benvenuto. Di che parliamo oggi? Allora, oggi una luna piena in Capricorno illumina il cielo e mi sembra che devo parlare di un personaggio interessante che è la signora Barbara D'Urso, visto che la signora incede nel panorama lavorativo con una notizia che ha un po' sconvolto tutti, perché appunto si dice che interrompa il suo lungo ciclo televisivo con un cambio di carriera, professionalità. Ecco, questo è molto coerente perché mi dà modo di parlare dell'elemento toro. Lei è una toro ascendente bilancia, quindi è una venusiana pura. Venere che è il leone cambia decisamente le carte in tavola e adesso ha bisogno di cambiare vita. Gli elementi toro, Capricorno e Vergine cambiano totalmente il regime e lo stile di vita, proprio perché Urano nei loro gradi dà modo ogni 7 anni di dare un cambio radicale alle loro esistenze, quindi in bocca al lupo. In bocca al lupo davvero, Barbara, certo, come no? Come? No, concordo, in bocca al lupo. In bocca al lupo, assolutamente. Buongiorno a te, ben trovato. So che sei uno scorpione. Sì, non posso negarlo. Il segno della creatività e della rinascita. Lo scorpione riesce benissimo nella crisi, dà il meglio di sé e la rinascita, come le fenici, è tipica del vostro segno zodiacale. Quindi si rinasce in continuazione uno, è così? Ti sento pianissimo. Dico, è un susseguirsi di rinascite, quindi insomma, quello dello scorpione. Assolutamente sì. Ecco. Segno zodiacale del fascino, temuto dagli altri, ma in realtà lo scorpione è fortemente un buono. Ecco, diciamo le cose come stanno finalmente. Grazie. Questo è importante. Che ci aspetta? Che c'è, si può dire? Allora, allo Scorpione aspettano dei cambiamenti veramente molto interessanti, proprio perché l'opposizione in questo caso di Urano al segno zodiacale, Urano in Toro, quindi opposto allo Scorpione, ma anche Giove, c'è una forte ambizione che determina dei forti cambiamenti, dei forti avanzamenti, ma sarà importantissimo manifestare volontà, creare un progetto e soprattutto essere autoreferenziali, quindi guardate dentro voi stessi, esprimete un desiderio e succederà. Lo Scorpione spesso è provato da forti crisi che cambiano un po' l'andazzo della loro vita, ma la creazione, la forgia è tipica dei vostri gradi, quindi imparate di nuovo a desiderare, ecco, in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie a Marco Amato. Viva il lupo. Alla prossima. Adesso ancora c'hai una notizia al grazie. Sì, grazie una pillola, guarda, bisogna spegnere lo smartphone per salvarlo dagli hacker. Questo è quello che dice, pensa, il premier australiano. Secondo cui una volta al giorno per 5 minuti per salvaguardare il nostro apparato, il nostro device dai malware. Quali sono i rischi? Lo smartphone sempre acceso può avere malware nella memoria. Il review è una soluzione. Quanti sono i malware? Sono 17 milioni, insomma ce ne sono in giro di tutti i tipi. Come ci possiamo difendere? Ecco. Non scarichiamo app da fonti sconosciute, controllando sempre i permessi, anche installando gli ultimi aggiornamenti. Anche questo perché poi, se uno si dimentica la password è perfetto, così non lo può scaricare. Quindi questi sono i consigli per i nostri telefonini. Bravissimo, grazie Angelo. E adesso siamo arrivati a lo sapevi che, o accadde anche oggi. Oggi è il 3 luglio e quindi lo sai che, dice la nostra... Guarda che bella questa immagine, non l'avevo vista prima, scusate.
Allora, il 3 luglio del 1735 nella cattedrale di Palermo Carlo di Borbone viene incoronato Rex Utriusque Sicilia, re delle due Sicilie. 3 luglio 1935 a Milano nasce l'ex calciatore ed ex allenatore di calcio Osvaldo Bagnoli, che insomma ha avuto il grande merito di portare lo scudetto a Verona nella stagione 84-85. Nel 38, il 3 luglio del 38 è nato il giornalista, produttore discografico, teatrale e televisivo Adriano Aragozzini. Ancora io, nel 3 luglio del 1955 a Roma è nato Walter Veltroni. 1962, 3 luglio a Syracuse, stato di New York, nasce il Maverick di Top Gun, l'Ethan Hunt di Mission Impossible, Tom Cruise che ha ricevuto 4 candidature all'Oscar ma finora non ne ha vinto uno. 3 luglio 1965 a Roma nasce il simpatico attore e conduttore TV Flavio Insin, che salutiamo. Il 3 luglio del 71 a Townsville in Australia nasce il giornalista e attivista, cofondatore e caporedattore di Wikileaks, importantissima questa qua, bella. Poi ancora, 1981, 3 luglio, il New York Times pubblica un breve articolo relativo all'insorgenza, allora lo definivano un raro cancro in alcuni omosessuali di New York e Los Angeles. Stava per scoppiare l'epidemia dell'AIDS, l'AIDS. 3 luglio 1992 la Camera dei Deputati, Bettino Craxi parla del finanziamento illecito ai partiti in Italia. Siamo nel pieno del ciclone di Mani Pulite. 3 luglio 2022, chiedo scusa, un serraco di 80 metri di altezza e 200 di larghezza si stacca dalla Marmolada. 11 vittime, una tragedia. Sì. Questo è l'anniversario degli 11 morti della Marmolada. E infine, per chiudere, 1971, il 3 luglio, il grande Jim Morrison, il capo dei Doors, idolo di milioni di fan, purtroppo muore a Parigi per cause mai completamente chiarite dentro una vasca da bagno. Vabbè, vi lasciamo con la sua Love Me Two Times, amami 2 volte, doppiamente. Oggi 3 luglio e noi invece ci rivedremo domani 4 luglio con Buongiorno Sicilia. Grazie e buon ascolto con Jim Morrison. A domani.